Un racconto dell'anima popolare di una città come Venezia, la nascita di detti e proverbi, le ricette più curiose e più classiche che hanno fatto la storia della città fin dai tempi antichi. A raccontarlo Pierangelo Federici, giornalista e scrittore, nonché autore del libro Venezia, una storia commestibile. Tra un racconto e l'altro, le famose canzoni di Oliver Scardi, musicista dei Pittura Fresca e recentemente protagonista della webserie Menarosto, un cooking channel in cui offre i suoi piatti a personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Tutto questo durante la terza serata della rassegna Sotto le stelle a parlar di Veneto, organizzata dalle Pro Loco del Decumano. Allora, siamo nella terza serata di Sotto le stelle a parlar di Veneto, seconda edizione, e chiaramente parliamo di storia, parliamo della nostra regione, parliamo delle nostre tradizioni, parliamo dei nostri personaggi famosi importanti. Se lei dovesse ricordare una ricetta, un cibo particolare di questi cibi poveri, cosa suggerirà? Beh, sicuramente risi e bisi, che è un piatto tradizionale, non è un risotto, è anche un piatto particolarmente povero, nel senso che il brodo per cucinare il riso, per fare questa specie di minestra di riso, a metà strada fra la minestra di riso e il risotto, il brodo si fa con i baccelli, quindi non c'è altro ingrediente se non piselli e riso. Però anche questo è entrato nella leggenda perché l'usanza voleva, e per certi versi vuole ancora, che il 25 aprile, festa di San Marco, il popolo donasse al doge il piatto più caratteristico, più importante, che era anche, dimostrava una apertura rispetto, iniziava la primavera, è un piatto di primavera, risi e bisi. E qual è il connubio tra musica e cucina? È la venezianità. La venezianità raggruppa molte cose di Venezia. L'arte è suddivisa in tanti settori, ma sono tutti connessi uno tra loro, con l'altro. La musica e la gastronomia possono essere intrinseche perché nella musica ci sono i modi di dire, nella cucina c'è il modo di fare. La cosa unita assieme ti dà uno spaccato di quello che è la venezianità. Grazie a tutti. Grande